Una nuova, intensa scossa. Sono le 7:30 di questa mattina quando la terra torna a tremare nella Marca. Era successo solo martedì notte quando i sismografi hanno registrato la più forte scossa degli ultimi 30 anni in provincia e centinaia di persone erano state svegliate nel cuore della notte dal movimento sussultorio. È successo di nuovo questa mattina mentre in molti erano in macchina per raggiungere il posto di lavoro. Una scossa intensa quanto la precedente, ma un po' più profonda e per questa ragione meno impattante sulla percezione collettiva. Al centralino dei Vigili del Fuoco, del 118, del 113 e dei Carabinieri sono state centinaia le telefonate arrivate di gente che ha chiesto spiegazioni sul fenomeno e se fosse o meno il caso di fare rientro in casa. A Segusino e Cornuda i dirigenti scolastici hanno chiesto dei controlli prima di far entrare gli studenti in classe. Anche a Moriago e a Montebelluna sono stati eseguiti degli accertamenti sulle strutture scolastiche. Precauzioni fondate, secondo la Federazione degli Ingegneri del Veneto, che sottolineano come anche in provincia di Treviso siano molti gli edifici pubblici la cui stabilità in caso di sisma verrebbe messa a dura prova. La preoccupazione effettivamente dei dirigenti scolastici io credo sia anche giusta e fondata. Un evento che diventa un campanello d'allarme sullo stato dell'edilizia pubblica e che impone di non perdere tempo. Non è il caso né di allarmarsi né di tranquillizzare del tutto, rischio zero non esiste. Sono appunto scosse di modesta entità che servono proprio a disperdere energia, quindi disperdendo energia speriamo, perché non si può dire altro, speriamo che non ci sia la scossa di forte intensità. Ancora una volta si può comunque parlare di pericolo scampato. Un po' più profonda rispetto a quella dell'altra notte, sì, diverse le telefonate di gente che chiedeva cosa stesse accadendo, ma nessuna segnalazione di danno. Ma queste scosse devono anche aumentare la coscienza collettiva, sottolineano i Vigili del Fuoco. Credo che sia il caso invece di monitorare l'attività di questo sciame sismico e diciamo di continuare nell'attività di aumento, incremento, no, del livello di consapevolezza.